È la splendida Valle del Tesino ad ospitare questo fine settimana il primo torneo nazionale di calcio dedicato alla memoria di Tony Zen, ex sindaco di Romano del Zelino e per anni presidente della C Romano, che proprio in questa zona del Trentino anni fa creò un piccolo centro sportivo in cui portare ogni estate i ragazzi delle sue giovanili per la preparazione precampionato. L'idea di dedicargli un torneo è nata dalla famiglia ed è stata subito accolta a Romano come in valle. È un'idea splendida perché è legata alla figura di Tony Zen, che da sempre ha avuto un occhio importantissimo per i ragazzi, per cui quest'anno si è riuscito a mettere insieme delle eccellenze a livello nazionale e per cui ci avviciniamo senz'altro a lui e a quello che ci ha lasciato, cioè la voglia di creare e donare qualcosa agli altri. Il torneo è riservato alla categoria esordienti e ricorda anche la figura di Dino Soranzo, per 10 anni massaggiatore del Cittadella Calcio. Lo scopo innanzitutto è far vedere un calcio che diverte e che educa, che è quello l'obiettivo principale. Sicuramente la qualità sarà alta, visto anche la qualità delle squadre che verranno su, e tanto per citarne qualcuna, considero importante anche la mia, ovviamente la S Cittadella, però ci sarà la Juventus, ci sarà la Roma, la Ternana, il Carpi e altre società del territorio come il Rosà, l'Eurocalcio, perché crediamo sia giusto dare l'opportunità anche ai ragazzini del nostro territorio a potersi confrontare con dei campioncini che magari vedono solo per TV. Accanto al bel calcio, il Memorial Tony Zen e Dino Soranzo si propone anche di far conoscere una zona, la Valle del Tesino, ricca di attrazioni. C'è il museo adesso De Gasperi e un altro museo delle stampe per via che racconta la storia dei nostri avi che andavano in giro per l'Europa a vendere le stampe dei remondini di Bassano. E proprio quest'anno in Tesino si celebra un'importante ricorrenza. Il 100° anniversario della presenza delle truppe italiane nel nostro territorio. Adesso è bellissimo che questi territori siano aperti a questi bambini che giocano. L'appuntamento con il Memorial Tony Zen e Dino Soranzo è per questo weekend. La cerimonia d'apertura è in programma sabato alle 8:30, premiazioni alle 12:30 di domenica.